inseriamo le batterie. Allora inseriamo le batterie. 1 e 2. Ok. In questo modo, siccome abbiamo l'external power, però il sistema è monitorato, quindi se abbiamo una corrente che non è buona, certo, lui ce lo segnala. Ok. Quindi adesso possiamo mettere dentro l'external power. External power, ok. Facciamo il check. Allora, possiamo cominciare a fare il tuo primo flow. Molto bene, questo qua. Così, quindi tutto deve essere spento. Tutto spento, tutto spento. Facciamo l'allineamento veloce, quindi 0 navra, questo. Align, schiaccio. No, rimane così e così. Poi lo allineiamo dai CU. Veniamo qui. Allora, qui mettiamo navel logo. Giusto questo. On, qua off, tutto land off. Runway turn off, ok, strobo per il momento giù, il beacon scusami, spento. Mettiamo il seatbelts on. Queste auto va bene. Ok, qua armed, bright, dim, ok, perfetto. Posto, qui. Ok, questo è il condizionamento, questo è external power. Sì, le pompe. Quindi in questo momento abbiamo l'external power. Sì. Ok. Quando è on vuol dire che è in linea e abbiamo tutta l'energia. Infatti, quindi possiamo accendere adesso già la TV, ok, quindi master switch qui si sposta e possiamo già mettere start, così si apre la clappe e inizia il ciclo. Poi tornando su inserisci le pompe, quindi spegniamo tutto quello che c'è di acceso. qua, idraulica è ok. Se è la prima, vogliamo fare, facciamo il test. 1, 2, scusa pure, sono 4, 1, 2, 3 e 4. Engine on fire and fire. Apu. Il motore, questa l'abbiamo già accesa, vabbè. Engine 2. 1, quindi di là, 2, 3 e 4. Engine 2. Ok. Perfetto. Poi andiamo qui c'è poco e niente perché ci sono ventilazione, blower, cargo heat e quant'altro. Ok. Pushback. Sarebbe una radio che non abbiamo. Molto Perfetto, bene. quindi qui è a posto, questo lo possiamo spegnere. Abbiamo detto 1005? 1400. 1004. Sui 40 piedi più o meno ci siamo. 1004, eccoci qua. Allora, bene. Quindi diamo prima una verifica qua del motori che sono Engine. giusti, il database è aggiornato più o meno. Ok. E quindi andiamo su init. Dai, facciamo quella before start checklist. Allora, cockpit preparation completed. 2 signs on auto, others, quindi controlli lì che siano tutto allineato. Un secondo controllo qui, vai su IRS monitor e vedi che siano nav 1, nav nav 2, nav 3, ok. IRS 1, 2, 3, ok. Perfetto. Fuel quantity, controlliamo la quantità 7690 e premendo fuel lì controlliamo che sia bilanciato. sì. Perfetto. FMGS, che sarebbero i computer di bordo, 7, poi altimeter 7, 040 1004 QNH, sì. Windows doors closed. E se andiamo qua sono tutti slide armati e tutte le porte tutto è chiuso. Beacon, allora beacon on, okay. Parking brake on. Parking brake on. Quindi siamo autorizzati al pushback e allo start. Quindi questo è tutto un level logo on, qua tutto il seatbelt l'abbiamo dati, ok. Inseriamo l'area bleed, che così abbiamo
stacchiamo l'external power, external power via, dobbiamo parlare con l'omino a terra che ci sta e diciamo qui. che ci stacca. Ok, l'APU l'abbiamo. Perfetto, quindi Finché non- release, parking brake e cominciamo. Allora, parking brake release, E cominciamo il pushback. cominciamo nel pushback. Ok, quindi siamo autorizzati alla messa in moto. Start number 1, quindi Ok, quindi ignition, start number 1. start engine number 1. Verifichiamo Ecco che qua. abbiamo pressione, l'ignition adesso si Sta accende. anche accendendo. Il grigio significa che c'è il computer, la fase di accensione è operativa e tutto a posto, quindi l'accensione B, si alternano A e B, a 22 entra il flusso di carburante. Eccolo qua, IGT. Quando si è stabilizzato andiamo col secondo. Sì. Siamo sempre su ignition. Visto che piove, lo lasciamo su ignition o poi lo rimettiamo su normale? Guarda, direbbero quando c'è heavy rain, Questa non è acqua, e acqua no, questa è moderata, e acqua oppure pozzanghere che potrebbero, sai, alzarsi. Facciamo lo start engine number 2. Sì. Number 2. Pure. Pressione. Valvola aperta. Facciamo il pushback, set parking brake. Parking brake set. Ok, normal. Normal, quindi possiamo accendere Wheel, ok. il taxi 1 e 2. Questo lo spegniamo. Questo possiamo spegnere, cominciamo dal bleed start, non questo, e questo si spegne lui da solo, fa il ciclo di raffreddamento. Certo. Ok. Quindi facciamo after start checklist, anti-ice, Anti-ice. mettiamolo, quindi questi due, on, 1, 2, abbiamo condizioni, vedi, il limite mi fa sotto i 6 gradi, ICAM status è a posto, Tutto a c'è posto, non ci sono necessità. segnali blu, no blue sign. Pitch trim 30, Eccolo qua, 30. radar trim, Radar trim 0. quindi after start checklist complete. Ok, Siamo autorizzati al rullaggio e benissimo, qua ci siamo a posto, siamo tutto a posto, quindi parking brake released e via. C'è un EasyJet che è arrivato. Non so se vogliamo poi provare i comandi quando siamo in rullaggio. sì, quando siamo dritti così. Ok. Se vuoi li puoi anche provare. Ok, Quindi allora, full a down, picchiare, cabrare, full up, tutto destra, neutral, tutto full sinistra, left, scusami, neutral, full right, full right, ok, e poi schiaccio il tieni premuto e premi full left full right. e full right. Ok, Ok, se vuoi controllare tu, ti prendi il controllo, io controllo il mio in silent, quindi controllo che tanto configuro per il decollo. Perfetto,
possiamo seguire. Take off configuration test. Quello lo facciamo. Ok, quindi abbiamo un po' di motore, possiamo andare dritta, entriamo nella pista left, nella pista sinistra. Ma è normale, cioè voglio dire, questo qua non è un full motion, però io sento quando sono a terra qualcosa. C'è solo un sistema di vibrazione. Esatto. Sì, sì, c'è tutto un sistema che ti fa vibrare sotto i sedili. Ok, facciamo tutta la pista. Tanto possiamo fare before take-off checklist to the line, cockpit preparation completed, signs on auto, scusa, before take-off, fare il controller, Per il controllo abbiamo già fatto. checked, briefing confirmed, decollo pro pista e right, flap settings con 1. Ok. FMA and take-off data. Allora leggiamo le velocità: 120 e 140. 5000 5000 blu. e 50 flex. Ok. Transponder is set. Adesso abbiamo set. Auto. ICA memo. Take off. Take off configuration. No blu. No blu. Adesso entriamo dopo a sinistra. Cabin Ready. ready. Engine anti-ice, ci siamo. Engine mode selector normal. Ma tu l'anti-ice lo metti anche per il decollo? Perché normalmente ti ruba un pochino di potenza. Sì, non lo so, quando sono sotto le condizioni di, come dire, sotto i 5-6 gradi in genere si mette. Ok. Max off. E anti-ice. Parking brake set, ok. Quindi siamo autorizzati, allineamento pista 0. Siamo autorizzati, benissimo. Allora, land, quindi strobe on, ok. Questo taxi off, potremmo anche metterla. O take off, O take off, sì. Ok, quindi possiamo entrare, allineati al decollo, right is clear. Ok. Molto bene. Siamo pronti? Sì, Ok. take off. Allora, adesso tieni il centro pista con il radar, 50% prima e poi thrust, flex, thrust. Ok, thrust set. Assetto. Senza non premere i freni. Ok. Giusto. 80 knots. Fatto la chiamata 100 knots. Check. V1, no, non ancora. V1. V1, Quindi togli la mano. Rotate. rotate. 15 gradi. Su, ancora. Positive climb. Gira la Gear up.
sì. piano perché siccome c'è nuvole, traffico è un po' lento. Allora thrust climb, vedi lever climb, quindi portiamo le leve in una posizione climb. Ok. Thrust climb, abbiamo messo dentro. Possiamo levare anche il... questa e questa. Ok, siamo sopra la S-Speed, quindi mi puoi comandare i flap. Flap 0. Qui c'è il flap 0. Flap 0. Ok, attore già. Adesso abbiamo anche l'orizzonte, quindi Sì. Un passato sopra si vede anche un po' di Venezia. un po' di Venezia, si vede tra le nuvole. $10.000 potremmo anche levare i seat belts. Ok, autopilot. Ok, 5.500. L'attore ci autorizza a quota 25.000, quindi se premi poi va in manager. Il manager. Se tiro invece va in prima possibile. Open climb. Facciamo un controllo del carburante, quindi fuel, avevamo 7.000, non ricordo neanche, 7.700 mi pare, quindi 1.000 circa. 6.000 fuel on board, 6.690, 6.680. 7.007. Abbiamo una temperatura esterna di -19. Se vogliamo possiamo anche togliere gli anti-ice. Sì, adesso li possiamo. In aria libera, quindi non c'è problema di accrescimento di ghiaccio. Stiamo a 21.000 piedi, 21.100 piedi, salendo per 25.000 piedi. L'attore ci autorizza una quota di crociera. Da 33. 33, sempre managed.
Navigate, level off. quindi push, Ok. leve, vedi, massimo continuous thrust, quindi spingi le levi a un take off questa posizione, ok. Ok, navigate, stiamo andando verso Ditum. Quindi per adesso siamo sulla rotta. Vertical speed 0, non abbiamo ostacoli. Ok. Ok, Ci siamo livellati a 26.300. perfetto. Quindi tu mi dici, Allora, engine 1 fail. confirm the failure. Confirm Allora, the failure. engine 1 fail, abbiamo l'N1 che è scesa. È scesa, sì. La temperatura è andata a 0. Meno 41. Abbiamo il generatore 1 che è spento, il pacco 1 che è foto. Ok, conferma. Conferma. Così. Engine diciamo- mode selection ignition. Allora, adesso cominciamo a fare. Questo lo faccio io, tu sei Ok. pilot flying, quindi io faccio engine mode selection. Trust lever 1 idle. Tu Idle. mi dici conferma, prima di farlo mi dici metti la mano, conferma trust idle, io ti dico conferma e la porti indietro. Ok, trust Piano. idle. Trust idle, indietro. Io, engine master 1 off, questo lo faccio io. Confirm engine master, Engine master off. confirm number 1. Ok. If damage, in questo caso non è damage perché vediamo che continua a girare. Se questo fosse 0 vuol dire che si è bloccato qualcosa. Quindi non è il nostro caso, quindi il fire push button, che sarebbe questo, sarebbe Da aprire e scaricare una bottiglia. una bottiglia per essere sicuri. No, if no damage, engine 1 relight considereremo più tardi se è il Ok. caso di provare a riaccenderlo. Engine one- Clear engine fail, siamo arrivati qua, possiamo, tu mi dici clear engine fail. Clear engine fail. Io clear qua. Engine 1 shutdown. Ok. A questo If punto no fuel il leak- motore Fermo. è a posto, cioè è in sicura, engine secure. Possiamo, cioè, vediamo se ci sono delle checklist da fare. Continuiamo. Engine if no fuel leak, imbalance monitor. Allora controlliamo il fuel, questa è la parte del motore che si è spenta, e prendiamo questo numero qui, 2300, ce lo scriviamo e ricordiamo Vediamo che tra se- 5 minuti se cambia, potrebbe esserci una perdita di carburante, quindi lo dobbiamo Tickets mode monitorare. Quindi Tickets mode select PA lo portiamo qua. E questo Ok. è perché così se abbiamo un traffico non ci dice di fare manovre che non potremo fare perché Ok. abbiamo un solo motore. Quindi clear engine shutdown, clear engine shutdown. Adesso abbiamo Land hazard. yellow, quindi dobbiamo atterrare ma non è un'emergenza, e air bleed, cominciamo Eccolo a vedere qua. quali sono i sistemi che abbiamo perso. Abbiamo perso il pacco numero 1 che ci Sì. serve per alcune funzioni. le funzioni, anche per pressurizzare. Siccome non abbiamo aperto la bottiglia. bottiglia e questa, possiamo considerare di aprire il crossfeed, quindi lo mettiamo su open e così abbiamo anche il primo pacco. Quindi a questo punto siamo a posto. E vedete? infatti la pressione sta aumentando. E clear air bleed, mi dice clear air bleed. Elettriche, dunque abbiamo Generatore 1 è 0. 0, ma il sistema è a posto perché è alimentato dal generatore 2. Tra l'altro il generatore funziona con se il motore va. A Quindi questa quota potremmo anche accendere la più, ma siamo un po' alti, quindi aspettiamo eventualmente accendere la più. Ne clear elettric, Hydraulic. chiudo, idraulic. Allora, i sistemi sono tutti e tre a posto. c'è un 1 giallo. Questa è la pompa che però sta funzionando con il milling, cioè la Sì, rotazione del motore è sufficiente a mantenere la pressione, sta scendendo lentamente ma ci abbiamo ancora la pressione. Ne è clear idraulico. Sarebbe il green. Comunque. Esatto. Sì, qui non ci sono, sono, vedi, il green è la Engine il one motore, pump. che però sta continuando a funzionare. Non ci sono segnali, quindi. Sì, esatto. Quindi è clear hydraulic, clear hydraulic. Ok, status, Ignition. quindi stop status. A questo punto possiamo chiamare attention crew e station, diamo un'attenzione all'equipaggio che smetta di servire le persone, Esatto. eccetera.
Potremo anche accendere le seatbelts, che così li facciamo sedere. Ok, continue status, read status. If performance permits. If non engine 1, consider engine 1 relight. Allora, Ok, andiamo a vedere se abbiamo il fuel leakage. Andiamo a vedere il fuel leakage 2003. Ok, non abbiamo fuel leakage, quindi già questo è una buona notizia. Ritorniamo allo status. Relight, Consider riaccendiamo. engine 1 relight e proviamo a riaccenderlo. Quindi ignition. Prova ad andare e mettere su start. Sì, questo engine master 1. Vediamo se si riaccende in Start fault. abbiamo low pressure, quindi possiamo provare a no, dovrebbe partire. Adesso vedrei che parte. Abbiamo status sull'altro? Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo già. Ok, è partito. Available. Ok. Quindi siamo in idle. Sì, quindi adesso portiamo la thrust e li mettiamo tutti e due Su in climb, perché così ritorna dentro la Mach, quindi abbiamo di nuovo l'autotrust. Possiamo riprendere la nostra salita, quindi comunichiamo la torre che abbiamo risolto e che continuiamo a destinare. Questo lo fa da solo o lo resettiamo Questo noi? lo fa da solo. Perché Siamo ovviamente in- aveva dato il radar in quanto ce n'era uno. Esatto, e quindi adesso man mano che entra il motore si sta azzerando. Con l'autopilota fa tutto da solo. Come Molto vedi bene. anche con un engine fail l'autopilota continua a lavorare tranquillamente senza problemi. Cioè, questa si chiama e questa procedura si applica più o meno a tutte le tipologie di fail. Approach. Abbiamo localize star, lap star e glide slope armed. Glide slope. Quando mi fa la virata gli levo anche l'autopilot. Sì. E configuriamo, cominciamo anche il 2. Flap 2. Check flap 2. Runway in sight. Abbiamo un bel po' di vento, Sì. Autopilot off. Allora adesso per tenere il glide slope, tu vedi questo quadratino verde che Sì, c'è? sì. Lo devi tenere sopra, una volta che sei allineato, sopra la linea magenta, questa sotto, lo spadone qua. Questo è il tuo track, quindi se lo tieni sulla linea, adesso vai un pochino esatto a sinistra, una volta che sei centrato con il lock, se la metti sulla linea magenta stai correggendo quella è la tua track, quindi sei esattamente sul lock. Ok, possiamo cominciare con Flap gear down. Ecco. Diciamo che seguendo il fly director lui ti aiuta, lo tieni Certo. centrato a seguire il glide slope Captured. capture. Abbiamo 25 nodi 285. Sì.
quindi abbiamo il leggioramento da destra. Quindi quando saremo a terra dare un po' di piede sinistro Sì. per mantenere. 2,500. Guarda altimetrare line, se vuoi possiamo Flap 3, qui e anche direttamente flap full. Two thousand. Ok. Cabin ready. Checklist. Cabin ready, auto thrust, Speed poi run altitude 3000. 3007, ICAM memo, landing. No blue sign. Landing checklist complete, clear to land. Free green, ok. Hai messo il low? Sì, Ok. 23 nodi. Stabilizzato, abbiamo avuto la clearance all'atterraggio. Marine ahead. Marine ahead. Marine ahead. Marine ahead. $1,000 to go. ecco, stabilize. 1,000. Hundred above. $500. Minimum. Continue. Ecco, 400. Quite slow. Quite slow. Quite slow. Quite slow. $200. Marker. $100. 50, 40, 30, 20, retard. ecco, spoiler, reverse, Questo signore. non andasse pure il sidekick, solo pedaliera, SL, Ok. 20 knots, a sinistra,
3. Dove sta? Ok, aspettiamo che la più entri in linea. available. Ok. Quindi possiamo spegnere il motore. Ok, 1, 2 e quando siamo sotto il 10 possiamo spegnere il beacon e liberare i passeggeri. E le cinture. adesso siamo sotto, ok. Anche il beacon per tutti. Allora facciamo anche la checklist del parking. Esatto. Quindi abbiamo A più bleed se serve, Ok, yellow electric pump che sarebbe questo, deve essere off, tutto spento. engines Off. seatbelt Off. external light External light tutto spento. parking brake Set. quello, set, transponder Transponder. siamo in stand by, Ok. caso di pioggia, securing the aircraft, fuel pumps off, spegniamo tutte le pompe, Le fuel pumps. quelle, poi quelle esterne, sì, vedete, e questo uno, Adils off, quelli che mettiamo su off, oxygen off, che è questo qua, più suppli, su, backing brake on, abbiamo detto, no smoking off, e A più and battery off, quindi spegniamo la più, quella, questo si spegne da sola, e anche le batterie, queste 1 e 2. Ok, perfetto, quindi l'aereo è